I treni DB OBB Eurocity delle ferrovie tedesche e austriache faranno tappa in Veneto. A Padova e a Verona sono stati presentati i 5 collegamenti giornalieri tra Italia e Germania sulla via della neve e dei mercatini di Natale. Nell'ultimo anno ha avuto modo di spiegare Kerstin Schönbohm, responsabile marketing e relazioni esterne, 1 milione di passeggeri ha viaggiato con i nostri treni, un numero che dimostra l'alto interesse per gli spostamenti più sostenibili. La tratta principale più utilizzata dei treni delle ferrovie austro-tedesche è tra Verona e Innsbruck-Monaco, ma ora 2 treni partono da Venezia, Santa Lucia, Mestre, Padova, Vicenza e da Bologna. Un successo dovuto, oltre alla comodità del collegamento diretto con le principali aree di vacanza di montagna, all'alto standard di qualità, puntualità, pulizia, accoglienza. I treni sono tutti dotati di ristorante con specialità tedesche e austriache, vagoni dedicati alle mamme e altri riservati a chi si porta dietro la bicicletta, ma anche i prezzi fanno la differenza. Andare da Venezia a Bolzano costa 9 euro, che diventano 19 fino a Innsbruck e 29 se si intende arrivare fino a Monaco. Ancora i bambini fino a 4 anni viaggiano gratis. Tra l'altro chi li utilizzerà e alloggerà in Alto Adige riceverà in albergo una card che consentirà l'utilizzo gratuito di tutti i mezzi di trasporto pubblici per l'intera durata del soggiorno, e lo stesso vale per chi sceglierà una struttura ricettiva della Valpusteria. Grazie alla convenzione stretta con il consorzio Plan de Corones, al check-in l'albergatore consegnerà una Holidays Card. Anche quest'anno, ha spiegato Guido Vianello, direttore internazionale marketing di Innsbruck Tourism, la capitale del Tirolo diventa regina delle nevi e si veste a festa con uno dei mercatini più grandi e visitati dell'arco alpino. Dal 25 novembre al 6 gennaio 200 bancarelle che richiamano moltissimi ospiti anche dal Veneto. Ad accogliere i visitatori del tradizionale mercato invernale un gigantesco albero di Natale con 170.500 cristalli Swarovski. I veneti rappresentano una fetta importante anche dei mercatini di Trento. Sono lievitati da 530.000 a 720.000, confermano i dati della PT di Trento.